No raga, sono nero. Cioè, i mezzi a Milano dovrebbero essere i più efficienti, invece ultimamente stanno sempre andando peggio. Di solito a settembre passavano i pullman ogni 3-4 minuti. Adesso c'è assurdo che ci sia scritto tipo per 20 minuti in coda, pensi che stia arrivando, poi dici in arrivo, poi cambia tutto e ti esce 12 minuti di attesa. No, io sono in ritardo, devo andare all'università, non posso aspettare 9 minuti. E quindi puntualmente devo andare a piedi, come vedete. Di Coldplay oppure semplicemente Sky sullo Star dei Coldplay, alla mattina non devi girare tra le 9 Oggi e le pieni. 10. Colazioncina tattica. Sì, ciao. Io no, aspetta, Ciao. posso fare un'altra giustificazione? Dai. Mi sto male perché non voglio vestirmi bene, so che non è una giustificazione, però a me brava. Perché magari cioè, mi vedono nei miei video tutta vestita carina, mi vedono nei video di Nicola. Spaccina. Lei che arriva così. Sì, è giustificata. E adesso ci facciamo la colazione. Lei è qui felicissima perché oggi le arriva il suo nuovo iPhone 14. Allora, io ho sempre odiato queste. Ma mi vedo anche così. Aspetta, ti riprendo io, posso riprendere io. Io ho sempre odiato queste cose, solo che guardate. È così. Così da Violetta. Sì, è così aesthetic. Bellissimo. Basta. Ci ve lo posso fare io le riprese del tuo video? Sì. Ok. Allora, qua stiamo lavorando per il sociale. Per il progetto di radio, al cui lui non ha voluto partecipare perché non è per il sociale, mentre noi sì. Io per il sociale. Mostraci Questa non è la tua birra, cosa. ma è succo alla pera. Mostra, Il riprendi. prossimo prodotto che dobbiamo sponsorizzare è questo. Fammi il link qui sotto per sapere come. 20 euro. Dottor Martens 200. Jeans. Ma mi spieghi che hai fatto stamattina i capelli? Stamattina ho preso le forbici e ho fatto zac ai capelli. Ma perché? Perché mi andavano nei capelli, quindi ho detto. Mi andavano nei capelli. I capelli che vanno nei capelli. È un problema difficile dei giovani. Mi andavano negli occhi, quindi ho detto Basta, dammi questo. cosa ci perdo? Io i capelli. Quindi ho tagliato e ora non mi vanno più negli occhi. Allora, tu fai sempre questa mossa. Spiegacela. Allora, faccio questa mossa perché, secondo la mia testa, facendo così, si arricciano i capelli. Non è vero, spoiler, cioè, forse sì. Ok. Sì. Basta. Sono appena tornato a casa, ora salgo. Capisco un po' cosa fare a pranzo perché non ne ho la minima idea, c'è Federico a casa, malato. Quindi niente, stasera volevo uscire ma in realtà lui non sta tanto bene, quindi non penso che usciremo. Quindi niente, questo vlog si trasformerà in un andare all'università, tornare a casa e basta rimanerci. Bene. Allora, eccoci qua, tornati a casa finalmente. Mentre non c'ero è arrivato un pacco con tutti i miei libri dell'università fantastici. Abbiamo sistemi informativi, del quale non ci porta particolarmente. Abbiamo il primo libro di radio perché il secondo non ce l'abbiamo, non è arrivato e non so se arriverà. Poi abbiamo questo che è molto bello perché ha la copertina trasparente. E niente, questo è bello però non è particolarmente interessante, anche se dentro ci sono dei meme ed è anche molto attuale perché è stato scritto nel 2020 e quindi ci sono delle battute molto carine, come per esempio questa che riguarda il Covid, la pandemia eccetera. E poi per ultimo abbiamo Kate Crawford di comunicazione digitale, anche questo speriamo sia interessante, più di quanto possa essere interessante la lezione. Ora li darò a Federico perché io non ho spazio in camera in cui riporli, se non li ve, e lui mi riprende violentemente dalle mani. E niente, adesso andrò a fare pranzo. Allora adesso il dilemma è decidere solo che cosa cucinare, perché non ho idea se fare la pasta, perché ieri notte ho fatto questi crostini con la salsiccia e il formaggio, ne aveva fatto qualcuno, quindi ci finiamo questi. Però non posso fare la pasta perché dovrei farne
un po' e alla fine avanzerebbe perché ci siamo già mangiati questi, che sono anche questi carboidrati, quindi non so proprio cosa fare. E adesso ci penso su. Allora, abbiamo deciso di mangiare un po' di verdura, qualche crostino con qualche salume e basta. E quei crostini che vi ho mostrato in precedenza, che ora riscalderò. Bene, eccoci qua. Abbiamo sistemato la cucina, la casa, tutto quanto. E adesso è il momento di metterci a fare qualcosa, quindi ci metteremo prima a sistemare qualche appunto sicuramente, perché dobbiamo vedere un po' cosa è stato fatto durante la giornata, durante le giornate precedenti, e vediamo un po' cosa fare, dato che non abbiamo alcuna intenzione di uscire di casa. Niente, dopo gli appunti vediamo un po' cosa si può fare, se faccio un po' una torta, dato che ho un sacco di uova e non so che cosa fare perché faccio sempre la carbonara, ma in questo momento non ho assolutamente voglia di farla perché la mangiamo ogni settimana, e quindi perché non fare qualcosa di diverso, potrei fare una torta, quindi vediamo un po'. Adesso ci mettiamo a fare gli appunti e poi vediamo. Allora, mi sono addormentato tipo un'ora circa, poco meno, e mi è venuta voglia di fare un dolce, una torta, un qualcosa, quindi adesso sto andando a comprare al supermercato un limone per dare sapore a questa torta, perché se no non ha sapore di niente. E niente, adesso vado e torno subito a casa, così mi metto a impastare qualcosa. Comunque solo io posso fare certe cose all'improvviso, cioè i miei amici fuori sede non le fanno queste cose. Bene amici, acquisto fatto, 37 centesimi. Adesso vado e torno a fare la torta. Eccoci qua. Sono tornato a casa, mi sono messo il pigiama come al solito e adesso preparerò una buona torta, ossia questa qua, che sarebbe la torta senza latte perché non ho latte, e quindi adesso mi invento un po'. In realtà non so neanche sull'olio, io sono andato così proprio alla cieca, quindi bene, partiamo proprio molto male. Quindi niente, adesso cerco tutti gli ingredienti, mi metterò un po' a mischiare tutto e vediamo un po' che cosa ne uscirà. Questa è la ricetta che sto utilizzando, qui ho già preso un po' tutto e niente, adesso proverò a realizzarla. Eccoci, allora nell'attesa mi sono messo a editare un po' il video da questa mattina ovviamente, e questo qua è il risultato della mia torta. È tipo bellissima, spero anche buonissima, visto che ci ho messo un po' a farla come avete visto dal video. E nulla, mi sto anche informando per acquistare una telecamera un po' più professionale, perché di solito per i video statici utilizzo la Canon grande, ma per i vlog devo usare il telefono. Sinceramente, nonostante abbia una buona qualità, non mi piace tantissimo, quindi mi sto un po' informando per farmi qualche regalino magari più avanti. E nulla, adesso cucino la cena e vi farò vedere cosa abbiamo mangiato. Tutto quel che rimane della nostra cena, alla fine abbiamo fatto la pasta con i peperoni e le noci, nel mentre ci stiamo guardando l'ultima stagione di Outer Banks, qui per mostrarvi la meraviglia. Questo strato è tutto croccante perché ci ho messo lo zucchero e quello è morbidissimo, adoro. Bene amici, eccomi finalmente. Ho appena finito di sistemare la cucina, di mangiare il dolce, tutto quanto come avete visto dalle clip. Nulla, posso concludere questo video. Finalmente adesso mi metterò a editarlo a letto mentre continuo a guardare Outer Banks con Federico. In questa giornata non ho fatto chissà quante cose come praticamente la maggior parte delle mie giornate, ma volevo appunto portarvi in una di quelle routine totalmente scolastiche praticamente, in cui vado all'università, torno a casa, faccio gli appunti, cucino, insomma quello che faccio praticamente ogni giorno e non quello che
faccio nei giorni speciali, come di solito faccio, perché ovviamente mi viene da riprendere soprattutto quelle giornate in cui ho più cose da fare. Spero che questo video vi sia piaciuto, se sì lasciate un like e un commento, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su tutti gli altri social che trovate al di sotto nell'info box. E nulla, consigliatemi qualche altro video che vorreste vedere qui all'interno del canale, anche se ho qualche idea in mente per alcuni prossimi video. E nulla, adesso io vado a imburrocacarmi, perché questa è diventata la mia nuova ossessione della vita, vi giuro. Buttati il labello e prendete questo perché è la svolta. E nulla, io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!